Anni intensi e belli vissuti insieme, lo dice il cartello sociale commentando il trasferimento del prefetto Maria Rita Cocciufa che andrà a dirigere l'ufficio territoriale di governo di Reggio Emilia. E anche Maria Rita Cocciufa spende parole belle per la città e la sua provincia e la sua gente. In un'intervista rilasciata da Agrigento Notizie afferma è stata un'esperienza straordinaria, coinvolgente ed impegnativa. Ho incontrato delle persone splendide, un esempio di donna capace e sensibile che, al di là della rappresentazione di una istituzione, la più importante del territorio, ha determinato il crearsi di un rapporto umano di grande intensità. Lo possiamo ben dire da giornalisti che l'hanno sempre trovata pronta e disponibile, apprezzandone l'equilibrio, la competenza e la professionalità. Una servitrice dello Stato, dice il cartello sociale, che la ringrazia ripetutamente per come ha trattato il fenomeno immigrazione, per le tante occasioni in cui nella casa prefettizia ha permesso di affrontare i problemi e cercarne sempre una soluzione, per l'attento monitoraggio svolto insieme alle forze di polizia, dice il cartello, per farci sentire più sicuri nelle nostre città e ancora per il prezioso lavoro di tessitura tra le forze sociali e i sindaci nelle tante occasioni di incontro e di studio. Grazie, conclude il cartello sociale, Rita Cocciufa per tutto quello che ha fatto. Agrigento, il cartello, la ricorderà e l'accompagnerà col cuore anche a Reggio Emilia. Buona missione e buona vita. E anche noi le auguriamo il meglio per il suo nuovo incarico che sappiamo svolgerà con la passione e l'abilità che la contraddistinguono.